Piovene Rocchette. Concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri nel primo pomeriggio sul Summano sopra la località All'Angelo. Già dalla pianura era visibile la lingua di fumo che si levava dal fianco del monte. Le fiamme erano state domate in serata, ma nella notte 3 e 4 focolai hanno ripreso vigore per poi propagarsi nelle ore successive anche a causa del vento e della siccità. Sul posto da stamattina impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco con il supporto dei pompieri volontari e della protezione civile che sono riusciti ad arginare l'incendio arrivato a circa 200 metri da alcune abitazioni. In azione sul posto gli elicotteri del reparto volo di Venezia e della regione Veneto che hanno effettuato numerosi lanci di acqua. Le operazioni di spegnimento si sono concluse a metà pomeriggio, sopralluoghi ancora in corso per verificare la messa in sicurezza dell'area interessata. Intanto non si esclude la pista dolosa per cui il sindaco Erminio Masero si appella alla collaborazione dei cittadini. Si tratta del terzo incendio boschivo nell'Alto Vicentino a distanza di pochi giorni.